Ricorrerò avanti la Corte Costituzionale per disparità di trattamento tra i giovani del Veneto, i giovani del nord e quelli del sud. Niente fondi dall'Unione Europea per combattere la disoccupazione giovanile in Veneto, regione che tra l'altro potrà usufruire solo in minima parte dei soldi messi a disposizione dal governo con il decreto del fare. Il governatore Luca Zaia è un fiume in piena ed annuncia ricorso alla Corte Costituzionale per una scelta che sostiene lede il principio di uguaglianza tra i cittadini. La verità è che il governo ha fatto un decreto che premia il sud e dice addirittura che creerà 200.000 posti di lavoro per i giovani al sud. Io penso che questo sia scorretto, che non sia rispettoso della nostra terra. Paghiamo 18 miliardi di tasse all'anno a Roma e questi se li fumano in sprechi. E così ritorna in auge il tema del federalismo fiscale e delle risorse che devono restare almeno in parte nel luogo che le ha prodotte, tema condiviso anche dall'associazione industriali. L'idea del federalismo fiscale deve ritornare sui tavoli del governo. Ci auguriamo che però i tempi anche in questo caso non siano eterni, perché il dramma della disoccupazione oggi urla veramente vendetta, cioè le famiglie non possono aspettare che i tempi siano quelli della politica così come li abbiamo sempre conosciuta. E sempre parlando di disoccupazione c'è un'altra questione sollevata da Zaia ed è il timore che con l'entrata in Europa della Croazia si assista in Veneto e Friuli ad un'invasione di manodopera a basso costo. Chiedo una moratoria, chiedo che il governo Letta si impegni a bloccare il flusso di lavoratori croati direttamente in Veneto se non in Italia. Decidano poi loro come vogliono fare. Gli stagionali nelle nostre spiagge devono essere i nostri studenti, i nostri ragazzi, i nostri lavoratori e non quelli che vengono da fuori.